Quella che ci accingiamo a vivere è la settimana più importante della stagione per l'Olimpica Cargas, una gara da dentro o fuori con il Salemi, il cui esito finale potrebbe staccare un biglietto importante per continuare a sperare, oppure a riporre i sogni nel cassetto. In questo momento l'Agrigento si sta vivendo nell'ansia, ma la voglia di andare avanti è tanta, anche con la prospettiva di dover giocare fuori il primo scontro playoff ed anche il secondo se si riuscirà a superare il turno con il Salemi. Ne sono convinti i giocatori, con in testa il tecnico Giovanni Falsone, come anche l'attuale dirigenza con il proprio presidente Salvatore Bottoneo, che ha dichiarato: non occorre generare molta pressione attorno alla squadra. I nostri calciatori sapranno affrontare a testa alta e senza pregiudizi questo ostacolo in terra trapanese. Che possa essere una grande battaglia, su questo non ci saranno dubbi, anche perché ad inizio stagione la compagine salemitana era stata costruita per vincere il campionato. Loro hanno due possibilità, i playoff e la Coppa Italia. Noi, si appresta a concludere Bottone, avremo solo questa opportunità dopo un torneo che ci ha visti sempre rincorrere l'obiettivo della zona playoff. La squadra, dopo le vacanze pasquali, è pronta a riprendere la preparazione questo pomeriggio sotto il vigile occhio del tecnico Giovanni Falsone e del preparatore atletico Salvatore Munda.